Oggi parliamo di cose serie, parliamo di mona, che è una di quelle poche parole che sono comprese da Belluno a Rovigo, da Verona a Venezia, una parola panveneta. Però è una parola misteriosa, perché esiste, lo sappiamo, in due attestazioni principali. Tu puoi mandare qualcuno in mona o puoi dare a qualcuno del mona. Ecco, in realtà i dizionari etimologici ci dicono che probabilmente questi due modi di dire nascono da due storie diverse, da due parole diverse, che poi sono confluite nel nostro mona. Quando noi parliamo della mona, cioè dell'organo sessuale femminile, facciamo riferimento a una parola che con ogni probabilità ha origine nel greco. La parola del greco medievale è muni, che originariamente era il monte di Venere. Se voi andate a vedere ancora oggi nel greco moderno, muni esiste e significa proprio quello, però è un termine abbastanza volgare, gergo, popolaresco, e non ci stupisce che il Veneto, il veneziano, abbia importato dal greco, da Costantinopoli, una parola del genere. Più avanti parleremo di Piron, anche quella parola greca entrata nel Veneto. Quando invece noi diamo a qualcuno del mona, ci spostiamo dall'altro lato del Mediterraneo. La parola è di origine araba mediata dallo spagnolo. La parola araba è maimun, che vuol dire scimmia. La parola spagnola è mono, che vuol dire scimmia, ma esiste anche in croato, maimun, sempre con lo stesso significato, e quindi non sta a fare il mona è assolutamente sinonimo di non sta a fare il simiotto, non sta a fare il macaco. Una parola che a me piace molto proprio perché ci dimostra la profondità storica e ci dimostra che razza di viaggi ci possa far fare anche un termine che sembra molto locale, molto particolare, invece si apre, ci fa viaggiare nel tempo e nello spazio. Quindi vai in mona o te sia un mona. Me nonno diceva che ti rapì un pel de Simiotto. che un perde boh.